con questa manifestazione, sarà una manifestazione itinerante. Questa manifestazione vedrà a gennaio del prossimo triennio, 16, 17 e 18, qui a Padova, e altre due date saranno inserite in quel di Monaco, Monte Carlo e a Shanghai. Questo servirà proprio per portare in giro nel mondo il nostro prodotto. Qui a Padova, nello specifico, avremo anche un prezzo d'ingresso riservato alle famiglie che è molto contenuto, e questo permetterà proprio che possano visitare, avranno una consumazione omaggio già prevista nel biglietto, e quindi questo permetterà loro di spaziare nei vari padiglioni con le varie realtà, assaggiare i prodotti tipici di ogni regione e in taluni casi anche esteri. Questa fiera sicuramente non si pone come obiettivo principale l'argomento economico, quello diventerà una conseguenza del tutto. Expo World quindi come strumento di lavoro. Quello che verrà fuori da questa fiera, da questo incontro, sarà proprio la capacità degli esseri umani, la capacità degli italiani di produrre cibo, perché in realtà quando parliamo di cibo di qualità, di prodotti di qualità, è l'uomo quello che fa la differenza, il cibo non è altro che il risultato. In questo contenitore cercheremo proprio di mettere assieme chi produce con chi utilizza il cibo. Expo Food nasce dalla volontà dei nostri azionisti per valorizzare i prodotti del territorio veneto e di tutta Italia, prodotti di eccellenza, dando uno spazio alle attività di internazionalizzazione delle nostre aziende che meritano una presenza sempre più grande, più significativa e con un appoggio di privati e pubblico verso l'Oriente, verso i mercati emergenti e verso tutti quei paesi che ancora di più vogliono apprezzare i nostri prodotti. Come Comune di Padova investiremo anche sul trasporto, non sulla rotaia, lo dico chiaramente, ma su un filobus, quindi un filobus che porti da qua alla stazione e colleghi l'ente fieristico anche con il centro storico, e poi un grande ritorno ovviamente di turismo, perché più fiere ci sono a Padova, più turismo abbiamo. Stiamo valutando anche di investire per esempio sugli aeroporti non solo veneti ma anche gli altri aeroporti a livello internazionale, perché Padova deve essere conosciuta. Abbiamo avuto un incremento importante del turismo museale dall'inizio dell'anno, nei primi 3 mesi ben il 40% di incremento del turismo a Padova, quindi in pochi mesi. Io penso che possa essere un grande motore di sviluppo per la città. L'enogastronomia assieme al turismo enogastronomico è un nuovo settore di sviluppo importante, dove anche i nostri ragazzi, i nostri giovani possono trovare finalmente un impiego.